Una super app creata dalla regione che si chiama Vivi Veneto e che raccoglie più di 40 servizi digitali della pubblica amministrazione. Si può scaricare gratuitamente e poi basta registrarsi una sola volta con SPID o carta elettronica digitale. A quel punto si può pagare il bollo auto, gestire le targhe per i disabili e nel campo sanitario controllare il proprio fascicolo, scegliere il medico di base e molto altro. All'interno di un'unica super app c'è la possibilità di utilizzarla un giorno per la sanità, ma ad esempio un giorno per vedere cosa c'è di bello da visitare nel Veneto o in futuro pagare il bollo piuttosto che alcuni servizi della Regione. È un percorso, iniziamo, molti sono i servizi che la Regione eroga quotidianamente, cercheremo di farli convertire all'interno di queste app in maniera di semplificare la vita dei veneti. La super app è divisa in tre sezioni, quella dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari, che dovrebbe essere attivata entro giugno, e quella dei servizi turistici. E quello è un contenitore aperto, adesso io spero che anche i miei colleghi assessori di giunta comprendano come alcuni dei servizi che loro stanno già dando possano trovare all'interno di questa nuova app un filo diretto con i propri cittadini e una più veloce informazione. Nell'area turismo, infine, è possibile informarsi su eventi, spettacoli, scoprire i sentieri pedonali, ciclabili, equestri e quelli dedicati agli sport invernali, ma anche cercare le strutture per programmare le proprie vacanze e trovare notizie sul territorio, sui prodotti locali e sul meteo.